Alcune settimane fa avevamo scritto di un rilancio dell'Università d'Agrigento con nuovi corsi in arrivo ed invece nulla da fare. L'assemblea prevista per chiudere definitivamente l'accordo con Palermo è saltato tra i soci che rappresentano l'Università d'Agrigento. Il commissario ad acta della Camera di Commercio ha ritenuto di non partecipare all'incontro. La mancanza del numero legale provocato dall'assenza del membro camerale ha fatto saltare l'assemblea e naturalmente ha rallentato il percorso positivo intrapreso con l'ingresso di nuovi corsi ad Agrigento. La seduta, prevista ieri con i rappresentanti del Comune di Agrigento e della Camera di Commercio, aveva per oggetto le modifiche allo Statuto che avrebbero consentito l'ingresso della Regione Siciliana e dell'Università di Palermo nella governance e contestualmente l'inserimento di nuovi corsi per il prossimo anno accademico. Ed invece il rappresentante dell'assessorato alle attività produttive alla guida dell'ente camerale ha deciso di disertare l'incontro sostenendo che non era stato adeguatamente informato prima per studiare ed analizzare le modifiche statutarie. Una scelta che ha fatto saltare il tavolo ed ha mandato su tutte le furie la Presidenza, che teme che questa decisione possa rallentare ogni ragionamento con Palermo. Ricordiamo che l'Università di Agrigento ha comunicato la disponibilità di nuovi corsi per la provincia di Agrigento. I nuovi corsi annunciati infatti sono Scienze dell'Educazione, Architettura ed Economia, corsi triennali, che si aggiungono a quelli già esistenti, cioè il corso di laurea in Scienze Sociali, Architettura, Beni Culturali, Giurisprudenza e Mediazione Linguistica e Culturale. Parrebbe che dietro la scelta della Camera di Commercio ci sarebbe una questione aperta con il Comune di Agrigento, legata al fatto che, oltre al componente previsto attualmente al Consiglio di amministrazione, la Camera avrebbe espresso la volontà di nominare un ulteriore membro del nuovo Consiglio di amministrazione. La nuova normativa sui consorzi prevede una governance con un presidente che sarà nominato dalla Regione, un consigliere nominato dall'università di riferimento, cioè quella che avrà il numero maggiore dei corsi, ed un rappresentante eletto dai territori, con una nomina che attraverso un'elezione pesata, in base ai contributi economici elargiti. Una sicurezza per l'Università di Palermo, in modo da avere gestione diretta sulla struttura di comando e copertura delle risorse. Attese ieri anche le dimissioni dell'attuale presidente del Consorzio Universitario Pietro Busetta. Adesso tutto è da rifare. Il Consorzio dovrà riconvocare in urgenza l'assemblea, probabilmente si dovrebbe tenere il 22 gennaio, con la speranza di riuscire a fare tutto entro il 31 di gennaio, data ultima per la presentazione dell'offerta accademica.